Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone veneziano. 18ª tappa dalle Maldive alle Filippine. Ragazzi, rotta eterna. 2872 miglia. Cioè praticamente 72 ore di volo. Vai, partiamo che già il volo è lungo. Parapapero, papapena, na 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 na, la. 16 ore mi dà, aspetta. Vediamo quante ore. Sta andando giù per fortuna. Vola. Tururururururudu, la 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 la. 5 ore. Ti prego. Il timer deve andare giù. 4 ore e 16. Raga, finalmente un po' di terra. L'Oceano Indiano è veramente immenso. E qua davanti a noi c'è il Sri Lanka, mi pare. E niente, manca ancora 2 ore, quindi veramente un volo eterno. Tanto mi dispiace ieri per l'eliminazione del Napoli, porca miseria, come cazzo ha fatto a uscire così, secondo me è stata veramente una questione di sfortuna, perché alla fine 2 colpi di testa, un rigore, vabbè l'ultimo gol, vabbè forse l'unico un po' decente, ma con un po' più di attenzione secondo me si poteva passare tranquillamente il turno, perché il Chelsea non mi sembra sta gran squadra, anzi. Che bello che il mare è qua, raga, veramente stupendo. Scendiamo anche un po' giù. Andiamo in picchiata. Comunque ragazzi è stata bellissima l'avventura con le due ragazze delle Maldive, mi sono divertito alla grandissima. Comunque ragazzi adesso con Mass Effect la smetto di registrare perché veramente ora di godermi un po' il gioco tranquillo, però tra un po' metterò altri video, magari a metà della storia, verso la fine, e poi anche il finale magari. Però adesso voglio dedicarmi su altri giochi, voglio giocarmi un po' Mass Effect tranquillamente. Oddio raga, mi sono addormentato. C'è una rotta veramente, che palle raga, mamma mia. Oceano, oceano, oceano. E poi, sì, adesso poi, forse raga, adesso siamo nelle nazioni che ho detto prima, cioè Cambogia, Vietnam, quelle zone là. Perché sono proprio davanti alle Filippine, quindi forse ho proprio un fail assurdo di prima. Raga, siamo nell'Oceano Pacifico, mancano 46 minuti, 689 miglia. Mamma mia, fioi che rotta. E tra 2 rotte, no, tra 3 rotte, c'è Tokyo-Sydney, sarà, boh, 3.000-4.000 miglia, non lo so, ma se lo faccio veramente voglio omaggiare il sub di una mia, visto che lui ama il Giappone e tra poco, insomma, ci saranno rotte con i giapponesi, sì, una praticamente, Pechino, no, 2, Pechino-Tokyo e Tokyo-Sydney. Voglio dimostrare a tutti voi al sub quanto bravo sono col giapponese. Raga, guardate che bello il tramonto sull'oceano, vediamo un attimo. Meraviglioso ragazzi, mamma mia, un momento indimenticabile, sono quasi commosso ragazzi. E raga, visto che ormai siamo vicini al Giappone, cioè già vicini, insomma, comunque sento profumo di Giappone perché manca poco, io voglio cominciare, voglio dedicare qualche parola, qualche frase in giapponese per il mio grande amico Sab, che so che Sab è un cultore, è un estimatore della cultura giapponese. Allora Sab, senti cosa ho imparato per te. Adesso ti faccio tutto un discorso in giapponese super figo. Aspetta che ragazzi sono un attimo teso, è un momento delicato. 3, 2, 1, vai. Konnichiwa, Saburo-san. Sì, oh, Nakata, Urawa Red Diamond, Yokohama, Fukushima,
Nakamura, Mila Ishiro, lala, Japan, Madonna raga, che roba indegna. Cioè, cioè questa, ragazzi, sta cosa la tengo solo perché cioè, è giusto sfottere il commento, cioè. Cioè ragazzi, sto ridendo da solo. Cioè, Mila e Shiro era troppo bello. Ah, Holly e Benji. Holly e Benji sub. Saburo-san, Holly e Benji. Oliver Hutton. Mark Landers. Però Urawa Red Diamond è incredibile, me la ricordo ancora. Quella squadra di scandali e siamo riusciti a vincere solo 1-0 con gol di Clarence, effetto Serra, Willy Wonka, Sedor. Cioè, 1-0 contro gli Urawa Red Diamond. No, vabbè, abbiamo spagato il culo al Boca 4-2, però quella partita me la ricorderò sempre. Primo perché avevo una carie al dente che veramente, cioè, ragazzi, stavo di un male che vabbè, lasciamo perdere. E secondo perché sinceramente giocare contro i Pokémon e vincere solo 1-0 è proprio scandaloso. Eccolo là, la 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 la, parapapà. Allora, cazzo, è piccolino. No, raga. La mia serie di atterraggi perfetti è destinata a concludersi. Che merda. La vedo dura, è troppo piccolino sto aeroporto. Mi pare, dopo boh, magari sparo cazzate, però no, forse no. Allora, intanto ricordiamoci il carrello. Dai, raga, concentrazione. Ho anche parlato in giapponese per sub, cioè mi merito un atterraggio da super pro gamer. Du-du. Andiamo ad atterrare. La 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 la, fanculo. Qua c'è anche, cazzo, c'è un lago, qualcosa, vabbè. Guarda, finora un approccio veramente da. Un super approccio. Roger, Philippines Center, Roger, Philippines Center, Manila Center, vaffanculo, passo. Ok, ci siamo, abbiamo tutte le cose per poter atterrare in maniera perfetta. Vai, voglio il terzo di fila. Voglio il terzo di fila per un Super Guard Champions. Dai, raga. Ci siamo quasi. È corta la pista, però devo usarla proprio tutta. Dai, raga. Raga, pianino. Vai. A terra, ti prego, piano. Vai tranquillo, dai, il terzo di fila. Dai, il terzo di fila. No. Beh, allora, rispetto a certi, comunque è andato benino, però ero troppo veloce. Per la paura della pista ho fatto una cagata. E vabbè ragazzi, diciamo, ora però dai, 2,5, alla fine non è stato proprio bruttissimo, dai ragazzi, quindi teniamone metà, dai, la prima parte era anche bella, però dopo ha fatto la solita sgommata da deficiente. Buono raga, che sta rotta è andata, ormai la prima parte è andata perché ho diviso il giro in tre parti, diciamo, e la prima parte della tabella è completata, ora però ce ne sono ancora due, e tra cui soprattutto dei voli molto lunghi, tipo Tokyo-Sydney, Perth-Johannesburg, poi c'è un altro bello lungo, Dakar-Brasilia, e poi un altro mi pare di lungo e poi basta, aspetta raga, ehm, sì, Montreal, Reykjavik, che è praticamente Canada, Islanda. Buono raga, alla prossima. Ciao!